Don Felice, Suacca! Sì. Buonasera. Quante dita sono queste? 3 dita! Quante dita sono queste? 1 dito! Non si muove! E quante dita sono queste? Acci! 5 dita! Bravo Don Felice! Don Felice, che avete fatto? Mi avete dato una nasata proprio qui! Signora, mi scusate, che la boccia viene a pigliare per qua. Sentiamo! Eh. E che avete fatto? E vi siete seduti in bracciati sì io? Signora mia, si resta qua, mi avete mangiare. Alla seconda prova. Questa prova non l'avevo prevista. Che volete fare? Giuseppe, prendi il libro a mamma, va? Eccolo qua, mamma. La voglio far leggere una poesia di Parzanese. La buonasera. Mamma mia, Felice. Signore, tu fa leggere. Buonasera. Dove vai? Ma no, che vorrei bere. Ma facciamo una marietta. Tu fa leggere una poesia di Parzanese. Manca pa fine romese. La buonasera. La buonasera. Saccia memoria. E che sei una fortuna. Ma lasciai, ma tu non hai fatto mai con nessuno. Statta zitta, fammi. Te, felicità. La buonasera. Buonasera. Felice sera. Vedete sì che sia un momento di pazzia. Che stiamo che è morto un coppa noce lo cuore e chi sta pazzia. Buonasera. Santa sera. La faccia esorata. Ma sia buono, per tuo rispetto. Io non so, si mi ricorda a chi la pazzia. Mi pare una creatura. Ma per appunto che uno ti saluta e l'altro non risponde. Ma che gli ho detto la poesia. Ehi, che ne sa, io mira che faccio. La può fravagatore fa. Buonasera. Di un'ora in ora la giornata se ne va. Verrà l'altra e l'altra ancora. Come questa se ne andrà. Signor, guardate, io posso leggere a qualunque distanza. Papà, pigliate il libro. Ciualla. Dopo un giorno faticoso, verrà l'ora del riposo. Chi fatica aspetta e spera. Buonasera. Felicissima e santa notte. Mo' piglia una scarpa da mega presa. Tutto passa, gioie e guai, odi e amori se ne vanno per noi poveri ciecati. Avete detto ciecati? No, aspetta. Per noi poveri operai. Tanti stenti passeranno, verrà l'ora benedetta. Aspettiamo un tempo. Buonasera. Bravo. O libro dove l'ha già usato? Niente, ha usato un coppa a scanzia. Dunque, l'esame è riuscito. E si deve fare nient'altro? No, signore. Va bene, ma mi va a cagnare la camisa e vi va a pigliare un braccialetto e sciuquaglie. E foss'ora. Ma va che Tersilia. Giuseppina. State attenta. Una parola. Permettete. Prego. Timo. Giuseppina. Piangi Don mucchio. Felice Chi lo ha ce lo hanno, superato lui ce lo hanno. brillantemente l'esame e sarà vostro sposo. Stai fresco tu e issa. Da questo momento potete considerarvi come uno della famiglia. Anzi, dopo pranzo usciremo per una passeggiata e voi darete il braccio alla vostra promessa. Va bene? Ma
A proposito, ma la modista che mi ha lasciato in sta stanza, sta? Marietta! Marietta! Come La modista non sta! Stare in da camera? E a fornuta metterò fioro cappiella? Credo di sì. E chiamia! Vai a chiamare! Muoveno bello. La voglio favore come sta bella mia figlia con chi lo cappiello in capo. Oh, con vero piacere, signora. Con te, ti raccomando, vi redo conto ne? Non te ne paura, ma già per fino a che punto arriva a svergognare. Signora, modista sta qua. Ah, e fate vedere il cappello al fidanzato di mia figlia. Vediamo questo cappello. La mattina in genere Don Felì, e che faci? No, chi lo guarda il vagliolo? Le piaceva pazzi a travalonga. E stasera lo faceva io stesso, lo fai. State zitta, capato quanto tutte cose. Lo trovi di tuo gusto? Veramente che bello. Metti in cielo in capo tu stessa. Voi volete pazziare sempre se sei attanita? Che so cose femmine, a mettita gella voi. È giusto. A Roma ho fiore Giuseppe avanti e dietro, mamma. Mamma. Quanto è bella sta figlia mia. Bella. Come mi sta? La bellezza. Oh. Viva la modista! E viva la modista! Si può far mettere in tavola? Un momento. Intanto facciamo una cosa. Noi andiamo a fare 2 passi in giardino. Venite, genero mio, perché questo è l'uso. Giuseppina, vieni. Timoteo, seguimi. Signori, pigliatevi il prezzo convenuto poco a pilla. Perdonate, sì. Devo pagare io. Come? Volete pagare voi? Ma perché? È dovere. Oh, voi sì che siete un giovane garbato. Pagate. Quando Ci vuoi vediamo così. dopo. Quando vuoi così. Timoteo, seguimi. Sprugna, assassino, ma mi fai con donusta. Cucciutellami, tu sapere una cosa. Non ti voglio sentire più parlare. Queste erano le promesse, questi erano i giuramenti che mi facevate, signor Don Felice Ciosciamocca. Cucciutella mia, se ho fatto questo, è stato per salvare mio padre. Se non faceva questo, sì? papà era perduto. Chi le fui patata che ti ricette venire a coppa, fui patata che ti ricette sposo da quella. Sicuro, lui è stato. E tu? Issa ti ricetta balla in coppa. E tu venisse qua. Issa ti ricetta sposa da quella. E tu te la sposa. Ma come? E donna Concetta vostra, me l'avete scordata. Fama, birbante, troppo rianno i palpiti, d'amore, di paura. Tu mi fai questa? È brava. E dopo tutto così doveva succedere. Quella, io chi sono? Io sono una misera modista. Non tengo niente. Invece quella è una bella signorina, tiene una dote e per conseguenza ti conviene più che la gaia. E va, sposatella perché io me ne vaga. Ma ricordati però che noi teniamo una creatura, una povera creatura che viene al mondo senza sapere chi è il padre. Dalla prima. E va bene, va, sposatella, perché io mi rassegno, io me la cresco, io fatico il raggio per darle da mangiare, e quando si fa grossa mi dimanda, mamma, ma papà, tu sai? Eccola qua. No, io le conto tutto cosa, io le dico tutto fatto e poi porto in coppa a casa tua. Tu prendimi, fai finta che non mi conosci, ma dica, se non conosci a me, conosci a figlio, vedi come sei fatta bella, grossa, chi sei sangue tuo, chi sei figlio tuo, che? Lo puoi passare a mano? No signore, non so merito, andiamo un genio figlio mio, oh cielo ci aiuterà.
Cuccio te, vieni qua. Tu mi hai fatto un pizzico. Ma io ti giuro, tu giuri che tu voglio bene. No, l'amore tuo prima era grosso, ma poi è sempre a diminuire. No, queste parole che mi hai detto, mi è cresciuta. Papà dice eri buona, ma io non ti posso lasciare, sono decisa a nascondere in questa stanza. E andato poco, ti vengo a pigliare e ce ne scappiamo una parte di questa. Felice, tu mi inganni. Non ti inganno. Vieni gente, trasa. Ma Felice... Papà dice eri buona, ma se sta padre, pure io sono padre. Sì, e tu non vieni? Ha pagato la modista. Papà, oggi ti sei detto che venisse di mano perché non tenevo manca 3 lire. E tu sei un po' splendido, fai. Tu non tieni 3 lire e ti metti a fare questo. Poi non fa bene. Te, questa 10 lire e pagala, perché io tengo 6.000 lire, che le sei esatte. E bene, noi mettiamo contento. A proposito, già che ci troviamo qua, ti voglio fare vedere la camera che ti ho già segnato per stanotte, perché tu qua rimani, E come faccio? Vabbè, lasciate stare, zio. Vieni a pure. Lasciate stare, perché pigliamo tanto fastidio? Come, non ti piace? Avete scelto voi, tutto va bene. E andiamoci in tuo giardino che ci aspetta, andiamo. Mo vengo. Un fame se ne aiuta. Ah, ma sì, se non torna, scendi a basso giardino e mi mangia morsa. Uè, con te, che hai fatto? Ci ha già parlato. E che ti ha detto? Ha detto che è stato padre che ha fatto venire Cangoppa, ma che se va bene a me. Ma torna, ha detto che ce ne scappiamo insieme. Ma tu qua non sei buono, sei vero, no? Ma... Ah, sento un rumore. Aspetta, mo ti nascondere in una catacamera. Felicilla! Ehi, tu porti stesso. Proprio qua a capo. Va che per fare una cosa e non faccio niente. Su cancro promesso sposa mi ha fatto proprio perdere il cervello. E mi dispiace che si è fatto pure tardi. Ma sono mezzanotte e io ancora... ma stavo venendo a questa parte. Cuccio te, A chi chiama? quando tutti vanno a tavola, io vengo zitto qua, mi pigli 6.000 lire, che ci sia miseria a scrivania, e ci diamo una parte di questa. Vogliamo fare tanti belli cose insieme. Non ti muovere, che nessuno mi ha visto. Hai capito? Gianni, se non sbatte a qualche parte. Sì, hai fatto pure una ballata. Mamma mia, che gentile, eccoci sta sotto. Te voglio acconciare, te voglio. E poi sta concetella chi è? Povera compagna mia, e come sta sbattuta. Oh, Maria, ma tu non sai niente. No, che cosa? La sorte, finalmente si sta sciatando per me. Ha visto pigliato cocco terno? Sì, ma quaterno eterno. Mo, il promesso sposo di Giuseppina. Don Felice. Proprio. Beh. E non accorgendosi che io stavo qua, si è accostato a quella porta e ha detto: con te, mo che tutti si assettano a tavola, io vengo, mi pigli 6.000 lire, che si è nascosto in la scrivania e noi ce ne scappiamo a una parte questa. Che pozzo giocare tutto e per tutto non facesse una buona, ma avesse pigliato qualche sbaglio. Tu qua sbagli, io oggi sono tutti questi orecchi e quando se ne aiuta si è fatta pure una ballata. La mia ci a dire tutte cose a Donna Angela Ma Rosa. no, sentite chi ma tu sei pazzo, io non voglio perdere un minuto di tempo, lo devo rovinare, lo devo subissare. Mamma mia, e come si riposa a rubarsi 6.000 lire. La prima cosa fa è farsi a congettella, perché si trovano a nascondere in da camera mia. Caso c'erano guai. Sì, e mo faccio a sciquatta. Ma voi come riuscite? È la verità. Ma che è stata? Non è possibile. Zitta! Perda la lingua! Ma che è stata? È stato che il vostro degno nipote, Don Felice, è uno svergognato e un ladro! Possibile? Possibilissimo. Parlate, Don Federico, parlate! Mo, ho sentito Don Felice che diceva a chi è andato a quella porta: con te,
mo che tutti si assettano a tavola, io vengo, mi piglia 6.000 lire che si zia nascosti nella scrivania e noi ce ne scappiamo a una parte di questa. Ma voi che state dicendo? È la verità. Si può far mettere in tavola? Aspetta un momento. È uno sbaglio, non può essere. Ah, smettetela! Don Federico non è soggetto da mentire! Comunque, prima di tutto assicuriamoci chi è sta concettello. Bella figlio! Bella figlio! Concette! Che non ci sta nessuno, Io sapevo che era tutto uno sbaglio. Momento. La prova deve essere completa, fatta secondo tutte le regole legali. Zitto, che sta venendo da questa parte. Bisogna metterci di vedetta e coglierlo in flagrante. Aspettate. Allora, io me ne vado in quella stanza. Voi, Don Federico, mettetevi giù al palazzo e si vena, agguantatelo. Tu metti dare da poltrona. Marietta, piede sta scopa, metti dare da spicchiere e all'occorrenza su una cella in capo. Presto, ognuno al posto. O potessi far capire qualcosa. Questo sarebbe un momento di fuoco, poi mi hanno lasciata sola. Ma chiama prima a Concetella. No, ma se mi piglia prima sul tacchino. Povero giovane. Buono che ho fatto, era. Poi con noi, chi lo cancre parzanese. Oh, te ne nasce carina, te ne nasce un carino in mano. E piccante, e ma voglio fare 4 giorni e buona vita. A faccia chi lo porchesi Timotea. Che sono fatto scorzi e lupine. Alla fine loro ne tengono tanto e io non tengo niente e sono in diritto di profittarne. Alla fine, coppa a terra, siamo tutti fratelli e sorelle. Vedi che birbante, vedi che massima danno sto birbante. Ma come aiutarlo? Poveri giovane. Con te, esci, ma ci pigliate 6.000 lire!